Essere. Tragico schianto frontale nella notte lungo la Feltrina, Pederobba, 2 le vittime del violentissimo impatto, un uomo di 47 anni e un ragazzo che avrebbe compiuto 21 anni tra 2 settimane. L'annuncio del governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi: il Veneto fissa i limiti per la presenza di FAS nell'acqua potabile, saranno i limiti più restrittivi d'Europa. Poi l'attacco al governo sulla bandiera veneta. Delitto di Bagnoli, si è risvegliato in ospedale il giovane straniero ferito nella sparatoria. Intanto dal carcere l'imprenditore accusato dell'omicidio del calabrese ripete: mi sono solo difeso. Ritorna l'incubo del lancio dei sassi dal cavalcavia, segnalati episodi a Padova nei quartieri di Altichiero e Ponte Vico d'Arzere, scatta l'allarme in città. Per oltre un anno ha ossessionato l'eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, arrestato per stalking un noto imprenditore di Jesolo. 5 anni fa si era anche candidato sindaco con SEL. No navi, ieri la manifestazione contro i colossi del mare, le navi da crociera bloccate dai manifestanti in bacino San Marco, altre dirottate invece a Trieste. Basket, la Reyer sconfitta da Milano nella finale di Supercoppa, esordio amaro per gli orogranata con la maglia scudettata. Nostra prima edizione, racconto delle ultime ore. Come avete sentito, iniziamo da un gravissimo incidente nella notte nel Trevigiano a Pederobba. 2 vittime di questo schianto, un uomo di 47 anni e un ragazzo di quasi 21. Lo scontro frontale all'uscita di una curva, le 2 auto distrutte, tra le lamiere i corpi senza vita dei 2 conducenti, un 20enne di Postioma di Paese, Thomas Morandin, e un 47enne di Borso del Grappa, Vanni Bresolin. È il pesantissimo bilancio dell'incidente che si è verificato poco prima di mezzanotte lungo la Feltrina a Pederobba, all'altezza dello svincolo di Onigo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Castelfranco. Non essendoci neppure testimoni del sinistro, non è chiaro quale dei 2 veicoli abbia invaso la corsia dell'altro. La Fiat Punto, condotta da Morandin, che procedeva in direzione Treviso, all'uscita di una curva poco lontano dallo svincolo per Onigo, si è scontrata frontalmente con la Peugeot 308 del 47enne di Borso, che proveniva dalla direzione opposta. Terribile l'impatto, che non ha lasciato scampo ai 2 automobilisti. Quando i paramedici del SUEM 118 sono arrivati sul posto, per i 2 conducenti non c'era già più nulla da fare. In quel tratto extraurbano si viaggia anche a velocità sostenuta, il limite infatti è di 90 km all'ora. Le 2 auto sono state poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Un'eventuale inchiesta penale per accertare le responsabilità del sinistro, tuttavia, essendo morti entrambi gli automobilisti coinvolti, sarebbe vana. Adesso andiamo a Venezia subito, perché da Palazzo Balbi c'è in collegamento per noi Tommaso Stoppa, che ha appena incontrato il governatore Luca Zaia. Tommaso, allora fissati i limiti per i FAS in Veneto? Sì, il governatore Luca Zaia ha spiegato quali sono questi limiti, che sono stati fissati, nel senso che la decisione è stata presa e poi nel giro di pochi giorni arriveranno le delibere, ci vorrà una legge del Consiglio regionale, ma garantisce Zaia si farà tutto abbastanza in fretta. Il limite fissato sarà di 90 nanogrammi per litro per quanto riguarda i PFOS e i PFOA, che sono i cosiddetti PFAS a catena lunga, quelli che fanno che preoccupano per la salute delle popolazioni. Saranno, come si diceva, i limiti più bassi in Europa, perché in questo momento pochi paesi hanno questi limiti, tra cui la Germania, che ha un limite di 100 nanogrammi, e la Svezia, che ha gli stessi limiti che adesso il Veneto impone, ma nella cosiddetta zona rossa, che è la zona che è colpita da questi sversamenti, i limiti saranno di 40 nanogrammi per litro, quindi un limite che non esiste così basso in nessun paese del mondo. Questo ha spiegato il governatore, ricostruendo la vicenda e le motivazioni di questa sua decisione, mostrando la lettera che la Regione aveva inviato al Ministero nel maggio di quest'anno, e la risposta che è arrivata dopo ben 4 mesi, in cui appunto il Ministero esortava la Regione ad arrangiarsi con i limiti, dicendo che non era
un problema nazionale, cosa che secondo Zaia non ha alcun senso. Tommaso, senti, è vero che c'è stato anche un piccolo show, diciamo, fuori programma su uno degli altri contrasti tra il Veneto, tra Luca Zaia e il governo, parliamo della bandiera veneta. Che cosa ha fatto il Presidente? Sì, di fronte alla nostra domanda inevitabile sull'impugnativa da parte del governo della bandiera veneta, il governatore Zaia ha strappato delicatamente, senza offenderla, ma ha tolto dal pennone la bandiera di San Marco che aveva dietro di sé per mostrare che cosa vuole il governo, cioè rilasciare soltanto le altre due bandiere, e secondo lui si tratta di un provvedimento totalmente insensato, questa impugnativa, anche perché dice appunto di fronte a problemi ben più gravi si colpisce senza motivo un simbolo amato dalla popolazione di questa regione. Bene, Tommaso ha parlato di altro il Presidente? Null'altro. Null'altro, bene. Allora poi vedremo ovviamente nei telegiornali a partire dalle 18:30, ascolteremo le sue parole. Grazie a Tommaso Stopa in diretta da Venezia, da Palazzo Balbi. Ora la drammatica sparatoria in fabbrica a Bagnoli di Sopra, nel Padovano. Si è risvegliato il giovane marocchino ferito dall'imprenditore che, come sapete, ha sparato a un calabrese che accompagnava lo straniero. L'imprenditore ripete: mi sono soltanto difeso. Una sparatoria per questione di soldi, 3 forse 4 stipendi non pagati che Yassin Faddel, 29 anni, marocchino attualmente residente a Treviso, voleva dal titolare della LB di Bagnoli di Sopra, Benedetto Allia. Lui dal carcere, dove si trova con l'accusa di aver ucciso Francesco Mazzei, 38 anni, il calabrese che accompagnava lo straniero, ripete di aver agito per difendersi. Fatti che hanno sconvolto la tranquillità di un piccolo centro come Bagnoli di Sopra. Sono le 11 di sabato mattina quando Benedetto Allia, 28 anni, accoglie i due in via Ottava Strada. Forse sa che le cose potrebbero degenerare e manda a casa a fine turno i dipendenti. Lo straniero arriva accompagnato dal calabrese, chiede soldi. Allia ribatte che non gli deve nulla. Con un coltello il primo ferisce l'imprenditore, che a quel punto avrebbe tirato fuori un fucile da caccia calibro 12. 4 colpi. Uno ferisce mortalmente Francesco Mazzei, un altro il ventre marocchino che fugge dall'allarme dopo essere stramazzato al suolo al bar della stazione di servizio. Il marocchino è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale di Padova. L'uomo domenica si è svegliato, le sue condizioni restano molto gravi. Un episodio tutto da chiarire, su cui continuano a lavorare i carabinieri del comando provinciale. Intanto a Bagnoli non si parla d'altro, di questo giovane conosciuto per le sue potenti auto e per essere un compagnone al bar del paese, figlio di un uomo in carcere per omicidio e soppressione di cadavere. E sempre nel Padovano c'è un allarme che si risveglia nelle ultime ore, quello del lancio dei sassi dal cavalcavia. Sassi dal cavalcavia, le segnalazioni tra social network e denunce si ripetono da almeno 3 mesi. A Padova, nella zona tra Ponte Vigo d'Arzero e Altichiero, vi sarebbero alcuni ragazzini che si divertono a colpire le auto in transito. L'ultimo episodio risale a venerdì ed è stato denunciato da un automobilista che stava passando sotto il cavalcavia quando un sasso lanciato dall'alto ha colpito la sua macchina. Le forze dell'ordine sono state avvisate e stanno indagando. Il lancio dei sassi dal cavalcavia era una moda in voga tra la fine degli anni 80 e 90, con diversi episodi in tutta Italia che hanno provocato anche vittime. Per oltre un anno ha ossessionato l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, arrestato per stalking un noto imprenditore di Jesolo. Era anche stato candidato per SEL alla carica di sindaco 5 anni fa. Telefonate continue, messaggi, visite, incontri improvvisi. Non un semplice tentativo di corteggiamento, peraltro non ricambiato. Per le forze dell'ordine quella di Giovanni Bernardini era un'ossessione in piena regola che durava da un anno, tanto da trasformarlo in stalker. Sul suo profilo Facebook, foto e video dell'eurodeputata di Forza Italia e vice capogruppo del Partito Popolare Europeo Lara Comi si sono susseguiti costantemente fino a pochissimi giorni fa. Immagini della 34enne, post dei suoi interventi in televisione e sui siti. Il volto della donna campeggia troppo spesso. C'è anche il manifesto della partita di calcio di beneficenza tra parlamentari che alla fine, venerdì scorso, gli è costato l'arresto. Perché al 47enne imprenditore di Jesolo, candidato sindaco nel 2012 con SEL, era stato notificato un provvedimento di quelli pesanti: non avvicinarsi al suo bersaglio, stare almeno a mezzo chilometro di distanza. Il risultato delle preoccupate denunce della Comi. Dopo che si erano casualmente conosciuti un anno fa, l'aveva esasperata, quasi convincendosi che fossero una coppia. Venerdì a Lecco, durante quella partita,
Bernardini è stato individuato e arrestato dalla polizia, che sapeva benissimo che si sarebbe potuto presentare per l'ennesima volta a cercarla. L'imprenditore era partito di buon mattino da Jesolo portando con sé un anello con brillante da regalare alla donna. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato. Desidero ringraziare la Polizia di Stato che mi è sempre stata vicina, ha detto la Comi in queste ore. Purtroppo la cronaca di questi giorni continua a offrire storie terribili, finite in tragedia. L'arresto dell'imprenditore, che ha un'azienda agricola a Jesolo, ha sorpreso tutti, amici ed ex compagni politici. Nel 2012, infatti, forte di un'immagine fresca e dinamica, si era candidato sindaco a Jesolo con Sinistra, Ecologia e Libertà. Ma la sonora sconfitta e i pochi voti che gli avevano impedito anche di entrare in consiglio comunale lo aveva riportato fuori dalla politica per tornare alla sua attività, prima che una semplice infatuazione diventasse un'ossessione da incubo. E ora a Vicenza ha coinvolto un soldato americano in un locale questa lite, poi forse dovuto a qualche bicchiere di troppo prende l'auto e investe i due ragazzi con i quali aveva litigato. Qualche apprezzamento di troppo alla fidanzata del soldato americano e scoppia la lite all'interno di un locale di via Zamenhof a Vicenza Est. All'uscita il militare, 20 anni di stanza alla Deldin, travolge con la sua auto il giovane italiano con cui si era scontrato poco prima e un ghanese, entrambi in serie condizioni al San Bortolo. Senz'altro l'alcol assunto dai due ha fatto la parte del leone, perché dalle parole pesanti sono passati rapidamente alle mani fuori dal bar sino all'investimento. Da una prima ricostruzione il ventenne statunitense avrebbe preso la sua auto e si sarebbe scaraventato contro l'italiano, andando però a colpire anche l'altro ragazzo che non c'entrava nulla, il ghanese, gravissimo all'ospedale. Il soldato è stato fermato e denunciato ai carabinieri della Setaf. Altro incidente nella notte a Rovolon, nel Padovano, con 3 feriti. Lo schianto poco dopo la mezzanotte, 2 auto si sono scontrate frontalmente in via Pozzetto a Rovolon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una delle occupanti rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Il bilancio è di 3 feriti che sono stati tutti soccorsi e trasportati in ospedale a Padova d'urgenza. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Ora il maltempo che si è abbattuto nel weekend, ieri in particolar modo sul Veneto, nella Marca una vera e propria tempesta di fulmini con danni a 2 case. Pioggia battente per tutta la giornata di domenica, ma soprattutto fulmini, tanti fulmini, specie nella fascia pedemontana della Marca trevigiana, e a farne le spese più di altri sono state 2 famiglie residenti a Barbisano di Pieve di Soligo e Fontanelle. Il primo alle 6:30 ha colpito il tetto di una villetta in via Gorizia, scatenando un incendio che ha distrutto una trentina di metri quadri di copertura. Ingenti i danni, perché oltre al tetto il fulmine ha distrutto l'impianto elettrico, ma non basta, la scarica si è propagata in casa attraverso le parti elettriche, facendo letteralmente scoppiare le piastrelle. Tanta paura ma danni meno gravi a Fontanelle, dove un fulmine ha centrato il tetto di un'abitazione in via Roma, provocando un buco nella copertura. Fortunatamente in questo caso al fulmine non è seguito l'incendio. La grande quantità di fulmini abbattutasi ieri nell'Alta Marca ha provocato disagi in vari comuni, con diversi blackout ed interruzioni dell'energia elettrica. Ora vediamo sempre ieri com'è andata la protesta dei non avi a Venezia. Fuori le navi dalla laguna! Fuori dalla laguna! Obiettivo raggiunto ieri in laguna dagli ambientalisti, diverse le ore di ritardo accumulate dalle grandi navi, letteralmente bloccate dalla protesta contro il loro transito, ma non soltanto. Perché oggi le navi partono in nottata! Sempre più accesa la protesta del comitato No Grandi Navi, la pioggia non li ha fermati. Fumogeni, barchini e musica da parte del fronte del no al transito delle navi da crociera in laguna. La sintesi della protesta è andata in scena ieri, con gli ambientalisti giunti da ogni parte d'Italia ed Europa, come sottolinea tra gli altri lo stesso Tommaso Cacciari. Dobbiamo davvero farci a tutti un grande applauso, perché nonostante questo tempo ci sono un casino di barche anche visti da qua, ragazzi, siete veramente tantissimi su questa fondamenta. Il dissenso sul palco galleggiante delle Zattere, per poi proseguire fino alla Marittima con il cordone delle forze dell'ordine, che ha rischiato in più occasioni di speronarsi con le imbarcazioni del comitato degli ambientalisti.
ribellione che continuerà con nuove pacifiche rappresaglie finché non avrà raggiunto l'obiettivo finale, bloccare le grandi navi in laguna. E saremo a novembre a Ende Gelände, tenendo un appuntamento importantissimo per continuare questo percorso di lotta e difesa dei territori. Quindi penso che sia importantissimo continuare con queste mobilitazioni, non mollare, avere coraggio, guardare avanti e pensare che siamo noi ad avere il testimone di questi territori qua. E sapete, una nave appunto della Costa è stata dirottata invece a Trieste per non avere problemi. Un 30enne napoletano è stato denunciato per truffa aggravata e continuata dai Carabinieri di Venezia. I militari si era rivolto a una donna di Murano che aveva acquistato online dal partenopeo una borsetta del valore di alcune centinaia di euro. Il mancato arrivo del prodotto e la sparizione del venditore l'avevano convinta a sporgere denuncia. I Carabinieri hanno risalito le piste elettroniche dell'e-commerce scoprendo che l'uomo aveva posto in vendita una svariata quantità e tipologia di oggetti dalla pelletteria agli elettrodomestici, dall'abbigliamento ai cellulari, insomma beni per tutte le età e per tutti i gusti, oggetti i quali una volta incassato il denaro non venivano poi recapitati a domicilio. Il venditore, che dopo aver simulato numerosi inconvenienti si rendeva irreperibile. Risalendo ai dati dei conti correnti e alle numerazioni telefoniche utilizzate, si riusciva quindi a individuare la generalità del presunto autore, che veniva identificato con certezza grazie anche alle telecamere di sorveglianza degli sportelli bancomat presso cui andava a effettuare i prelievi delle somme di denaro illecitamente incassate. Ora, ancora i rifiuti abbandonati vicino al Sile, siamo nel Trevigiano, questa volta spunta anche dell'Eternit. Dopo le piastrelle gettate tra la vegetazione, come avevamo documentato con le nostre telecamere lo scorso agosto, ora, lungo le sponde del Sile, si registrano nuovi abbandoni selvaggi di rifiuti. Siamo in via Alzaia, zona percorsa ogni giorno da decine di persone, a piedi o in bicicletta, una delle perle della Marca, usata però sempre più spesso come una discarica. Basta infatti percorrere un centinaio di metri lungo quella che viene chiamata l'isola del Sile per imbattersi in 2 cassette di plastica lasciate a bordo strada tra il verde. All'interno alcuni frammenti di un materiale che sembrerebbe essere Eternit. A segnalarcelo un cittadino preoccupato per le conseguenze dal punto di vista ambientale che questo potrebbe avere. Ma basta spostarsi poco più in là per imbattersi in altri rifiuti certamente meno pericolosi, ma non per questo meno avvilenti da vedere, come questi enormi sacchi colmi di foglie secche, probabilmente frutto della potatura di qualche siepe, lasciati tra gli alberi. Accanto, abbandonati tra l'erba, sempre a 2 passi dal Sile, diversi prodotti da bagno, come lamette, spazzole, una spugna, spazzolini da denti, gettati nel pieno disprezzo della salvaguardia ambientale. Una situazione che chi passa qui per immergersi nel verde della natura non può senza rammarico rilevare. Con la gente che la frequenta sì, sarebbe il caso di stare un po' più attenti, tenere più curato, sì. Più pulito anche la gente magari? Sicuro, di sicuro. Ci sono dei sacchi più avanti in giro, insomma, che qualcuno lascia evidentemente. Mattonelle lungo la parte più interna, quindi qualcuno insomma in civile c'è sempre. Ci fermiamo per qualche istante e poi altre novità insieme in diretta, tra poco. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, dunque vi ricordiamo il modo per contattarci, se c'è un problema non riuscite da soli a trovare una soluzione raccontateci quel che accade o inviateci anche delle fotografie di un disservizio, insieme cercheremo risposte. Redazione @antena3.it, una telefonata allo 0422 023 0898, un sms WhatsApp, mandate anche le foto come dicevamo al 351 1755 340. La sconfitta della Reyer, la prima in stagione per un grande appuntamento. Infranto il sogno di Supercoppa italiana per la Reyer, costretta a lasciare lo Scetra a Milano nell'incontro di Forlì. 77-82 il risultato finale, con i veneziani che tuttavia rientrano a casa a testa alta, visto che gli avversari hanno dovuto faticare, e non poco, per strappare questo punteggio. Partenza infatti in salita per la Reyer, Watt con 2 falli in 59 secondi, bonus esaurito dopo però 2 minuti e 24 secondi. Dopo un inizio brillante, tuttavia troppi canestri facili concessi agli avversari, la trippa di Bertans spinge Milano sul +10 con il punteggio di 14-24. Qui Venezia è sotto di 9 punti. Reyer, che pur essendo perfettamente in partita al terzo quarto con Milano sempre avanti, è lì in agguato, ma i Granata dopo una serie di rincorse continuano ad essere sempre più solidi, non mollano e dopo una serie di batti e ribatti tra falli subiti da ambo le parti
pareggi con Peric sulle 61-61 e scambi di De Raffaele, la conferma è per l'Armani. Il rammarico di non aver messo la testa avanti quando ne abbiamo avuto l'occasione, però credo che la risposta della squadra sia una risposta, visto il momento e visto tanti giocatori che comunque entrano in un sistema nuovo, sia una risposta importante contro una squadra obiettivamente di grandissimo livello. A proposito di sport, si sono conclusi ieri al Palaverde di Villorba a Treviso i mondiali di karate Shotokan. È stata una conclusione trionfale per la nazionale italiana, la squadra più medagliata della competizione, con gli azzurri che si sono portati a casa 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Grande successo anche di pubblico con 3.500 biglietti staccati. Treviso conquista 2 medaglie. Dopo il bronzo di Abouba Koné, ieri è arrivato l'oro per Francesco Ouattara nel comité individuale maschile. Grande emozione per il giovane atleta di colore, vittima nelle scorse settimane, ricorderete, di pesanti accuse razziste sui social. Ieri il sostegno e il tifo del pubblico del Palaverde è stato enorme. E grande successo ancora poi a Treviso per il Treviso Comic Book Festival, una kermesse che ha riportato nella Marca tra l'altro un grande maestro del fumetto come Giorgio Cavazzano. Come immagina un signore e signori in fumetti? Beh, direi non certamente da Disney, ci vorrebbe qualcos'altro, non so, forse con Bonelli o qualche altro editore un po' più libero, ecco. Per il maestro Cavazzano, l'uomo che dal 1967 rivoluzionò il segno grafico dei personaggi Disney pubblicati in Italia, la Treviso di Signore e Signore avrebbe tutte le carte in regola per diventare un fumetto, ma ben distante da paperi, topi e affini. Ci vorrebbe una satira feroce, non che Giorgio Cavazzano non ne sia capace. In 50 anni di carriera non è stato soltanto un uomo Disney, ma anche un artista versatile e realistico. Treviso Comic Book Festival gli ha dedicato una mostra evento in questi giorni per le sue 5 decadi sulle pagine di Topolino. La storia si intitolava Paperino e il singhiozzo a martello. Da quel momento l'artista veneziano iniziò a firmare le sue storie, diventando già nei primi anni 70 uno dei disegnatori più apprezzati di casa Disney. Una vita sulle tavole, spinto dallo stesso spirito di sempre. Il bisogno di comunicare, ecco, il desiderio di trasmettere emozioni attraverso dei segni, ecco, quello è fondamentale. Eclettico, moderno, unico, qualcuno l'ha definito il Raffaello dei fumetti. Beh, è un'esagerazione, però l'ha detto un amico e così mi fa piacere che l'abbia detto lui. Certamente no, è un po' troppo esagerato, cioè, non so, ma avesse detto Tiziano forse no, oppure qualche altro, no, sto scherzando naturalmente. E se dovesse associare uno dei suoi personaggi a Treviso e alla Marca non avrebbe dubbi. Oh, diceva Perone naturalmente. Anche se qualche maligno potrebbe scegliere un altro classico Disney, la banda Bassotti, che scappa con la cassaforte della banca. Ora vi ricordo gli ospiti di oggi delle nostre trasmissioni. Tra pochissimo c'è Ore 13 insieme a Daniela Gregnanin. Il tema politici italiani sono ancora credibili, ne parlerà con il parlamentare, il deputato della Lega Nord Filippo Busin, il senatore del PD Giorgio Santini e il coordinatore di Forza Italia Padova Raffaele Baratto. Questa sera poi c'è 20:10, tra gli altri il ospite il deputato di Forza Italia Roberto Caon. Ricordate, i telegiornali tornano a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo insieme ad Alice Montagnier. Buona giornata. Stabile il tempo sulle nostre regioni, tuttavia ancora con qualche isolato disturbo residuo. Scopriamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto torna il bel tempo, stabile e asciutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, tuttavia prevediamo isolati acquazzoni pomeridiani sul Bellunese. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere più o meno stazionarie, le minime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi, le massime invece sono attese tra 18 e 22 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bella giornata di sole sulla nostra regione, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime raggiungeranno i 14-15 gradi, massime sui 19-21 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo qui sarà stabile e soleggiato al mattino, dal pomeriggio più nubi con temporali diffusi sul Trentino, alternati a schiarite invece in Alto Adige. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno intorno ai 12 gradi, massime che raggiungeranno i 19-24 gradi circa.
Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, e i venti moderati dal nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.